Cari telespettatori, buona giornata, siamo in diretta con voi, con i nostri ospiti, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio e peraltro è difficile poterlo avere perché normalmente risiede a Roma, ma in occasione di un evento importante è qui a Padova, quindi può essere nei nostri studi televisivi il Presidente nazionale dell'ADOC, Lamberto Santini. Ben arrivato qui con noi, Ben arrivato a Presidente. lei e ai telespettatori. Comunque coloro che ci seguono da Roma potranno anche vederlo direttamente. Ben arrivato, ben ritornato Sergio Taurino, invece Presidente regionale dell'ADOC. Allora, ADOC, Associazione di Consumatori, naturalmente riconosciuta a livello nazionale. Partiamo da questo spunto che è estremamente interessante, che vi dicevo, il Presidente nazionale è qui con noi, con il Presidente regionale, perché proprio qui vicino in provincia di Padova si tiene un convegno di caratura nazionale dei pensionati della UIL. Ci sono i vari sindacati dei pensionati che spesso fanno questi congressi, questi convegni, questi momenti di incontro e di confronto per affrontare alcune tematiche di estrema urgenza. Chiacchieravamo prima fuori onda e effettivamente una delle emergenze di cui più volte abbiamo parlato, abbiamo visto anche la vostra partecipazione, infatti vi invito come sempre a telefonare o mandare i vostri messaggi, è la patologia da gioco, ludopatia come viene chiamata comunemente, adesso cerca di coniare anche un termine che possa essere onnicomprensivo, e da qui via via vediamo quali sono le altre gravi problematiche che affliggono le persone che sono anziani, pensionati, che dir si voglia, insomma che hanno una certa età e magari non sono gravate quotidianamente dal lavoro, che è un onere ma anche un impegno per la mente e per la persona. Le associazioni se ne stanno occupando attivamente, ADOC come associazione di consumatori poi in campo ampio si occupa di queste tematiche anche a livello di finanza dei cittadini e dei contribuenti, con vari tipi di tutela e allertamenti che sarebbe bene seguire. Allora vediamo un po' di addentrarci in questi meandri con entrambi. Presidente, innanzitutto questo congresso che si sta organizzando vede voi anche come parte forte, no? Quindi, sì, e non è frequente effettivamente. Noi siamo stati invitati dalla segreteria nazionale della UILP che celebra il congresso, ma soprattutto, contrariamente al passato, i congressi rappresentano un momento di trattare temi attuali e soprattutto dare spiegazioni e allertare, giustamente lei ha usato questo termine, su tutta una problematica sociale che sta inventando il nostro Paese e in particolare gli anziani. Noi come ADOC, che è Associazione di Orientamento e Difesa dei Consumatori, la sigla e il logo non è soltanto formale, è sostanziale, abbiamo allertato in questi anni i nostri iscritti, ma anche i cittadini italiani, su temi importanti. Uno di questi per esempio è la patologia da gioco. Qualcuno la chiama ludopatia, ma noi l'abbiamo legata anche ad altri presenze e altre difficoltà come quella dell'alcol e della droga. Perché? Perché quando entra in un soggetto, soprattutto un pensionato, che è un soggetto debole, in quel percorso difficilmente riesce ad uscirne. E questo dato ci preoccupa, primo, perché vediamo lo stato biscazziere, cioè le lotterie e altri tipi di gioco molto spesso sono gestiti dallo Stato. Noi siamo contrari a questo tipo di percorso. Qualcuno ci dice ma lo Stato ha delle entrate, ma avrà anche delle uscite pesanti. Perché? Perché la patologia da gioco poi alla fine ha bisogno, nei soggetti che sono pesantemente colpiti, e sono milioni, di essere curata. Molte associazioni, noi abbiamo diversi osservatori in tutta Italia che attraverso psichiatra, psicologi, assistenti stanno cercando di far uscire questi soggetti, soprattutto molti pensionati ma anche giovani, da questo tipo di percorso difficilissimo. Lo scorso anno eravamo con la nostra presidenza regionale in Veneto a Vicenza, abbiamo fatto un convegno e un artigiano che è animatore di un gruppo come quello che riguardava l'uscita dall'alcol eccetera, diceva dopo 2 anni, questo è un professionista di alta qualità, dopo 2 anni anch'io tendo a ricadere in questo percorso difficile. E questo è un dato che deve allarmare perché stiamo scoprendo in questi giorni che anche nei circoli dei pensionati molte associazioni, noi diciamo criminali perché poi ci sono quelle pubbliche,
quelle regolamentari, ma all'interno di questo percorso di grande interesse, di movimentazione di miliardi, si stanno inserendo anche strutture criminali che non hanno manco sede in Italia, ma a Malta o in altri paradisi fiscali, che tendono a coinvolgere soprattutto i pensionati che sono soggetti deboli. Quindi attenzione e soprattutto non entrate in quel percorso una volta entro poi esco, non è così facile. Assolutamente, questo è importante. A livello regionale ci sono dei dati allarmanti, tra l'altro tendenti all'aumento, nonostante i periodi di crisi uno dice magari remi in barca, stai più tranquillo, no, tentare la fortuna è più frequente. Beh sì, tradotto proprio in cifre lo sforzo chiaramente che sta facendo la Regione, la Giunta regionale in questi ultimi 3 anni, diceva il Presidente prima l'anno scorso, tramite ADOC che era capofila del progetto regionale di cui siamo stati anche fautori di questo progetto, non solamente ispiratori, siamo stati fautori. Io dico che ci abbiamo messo l'anima, qualcosa in più. Ecco. Stanno dando, adesso abbiamo presentato l'altro sabato, eri presente anche tu, abbiamo presentato i primi risultati su quelle che sono le difficoltà. E nella ludopatia, nella fattispecie, io ho seguito anche i comuni, eccetera, abbiamo attraverso una serie di presidi nei vari comuni e attraverso una serie di modalità formative e informative abbiamo cercato di analizzare il fenomeno. Adesso l'assessore Manzato, poi dopo verremo fuori anche con i risultati dell'associazione dei consumatori, effettivamente è in forte crescita. Nel Padovano ne avrai sentito parlare, ci sono le associazioni dei consumatori diciamo più rappresentative che si sono federate per poter cercare di creare uno sportello anche a livello di Camera di Commercio per poter dare un primo sostegno, chiaramente non economico, noi diamo un sostegno anche per quanto riguarda l'informazione, come approcciarsi, come vivere quella situazione e anche come cercare di risolverla, perché molte volte si rischia di andare sempre nell'usura, tra gli usurai, perché il pensionato, come anche il giovane che va a giocare alle famose macchinette nel bar, e le casalinghe, si sta diffondendo molto attraverso anche le donne, hanno bisogno prima di tutto di avere una persona o una struttura che li informi su quali sono le modalità per potersi approcciare diversamente, diciamo, alla soluzione del problema. Prima la soluzione del problema era esclusivamente rivolgersi ai parenti prima e dopo i parenti andare all'usuraio, perché queste sono le fasi classiche. Oggi ci sono delle strutture anche in Camera di Commercio qua a Padova e delle strutture tra le associazioni dei consumatori e la Caritas, che danno chiaramente attraverso una serie di agevolazioni e anche di consigli, danno la possibilità di poter perlomeno come dire, cercare di risolvere il problema sotto il profilo economico, perché la più grande, penso che sia il risvolto più drammatico, no? È il risvolto della distruzione della famiglia. Ecco, oggi come oggi è importante, molto questo. Esatto. Ecco, quello economico chiaramente passa attraverso la finanza, le banche, i prestiti, il microprestito, eccetera, il microcredito, eccetera. Però le famiglie che si stanno distruggendo, ne hanno parlato anche il Papa, ne ha parlato i vescovi, eccetera. Questa è veramente l'emergenza sociale che sta venendo fuori, distruzione di famiglie e anche distruzione di rapporti nella famiglia. Io l'altra sera ero a Possagno e ne ho parlato anche sabato scorso, ho fatto l'esempio, un ragazzo di 14 anni, sono venuti da me i genitori dopo che avevamo fatto il convegno e mi dice: ho un problema, Presidente, mio figlio in una notte si è giocato i 2.900 euro della carta di credito, 14 anni. Allora io già pensare di formare le famiglie per me è un messaggio, perché così la famiglia capisce che mette in mano la carta di credito a un ragazzino di 14 anni è come dare una pistola in mano a uno che non ha mai sparato e magari questo qua caricandola si spara o spara anche addosso alle persone. Ecco, questo aspetto qua delle famiglie, che è stato sottolineato in modo particolare in questo percorso regionale, anche a livello nazionale è molto molto sentito, con dei risvolti, perché cioè, comunque la crisi sta intaccando le dinamiche familiari, vuoi che spinga a tentare
aumentare la fortuna al gioco, vuoi che il gioco sia un diversivo, che uno incomincia così per apatia, per una serie di ragioni, però comunque va a distruggere delle armonie familiari e ancor più nel momento di difficoltà e di crisi queste fratture risultano difficilissime da sanare, ma anche per la separazione in sé per sé. È un disastro la separazione quando mancano i soldi. Noi stiamo seguendo molto, il Papa Francesco credo abbia, oltre che intuito, anche una grande perspicacia, ha aperto il sinodo appunto con la centralità della famiglia e ha dato un messaggio forte ai vescovi di tutto il paese per dire occupatevi della famiglia. Noi come Lato senso esteso. In senso esteso. Esatto, quindi in non senso necessariamente. esteso. Ma penso che soprattutto, siccome lui si preoccupa molto venendo dalla realtà di povertà e avendo conosciuto a Buenos Aires le favelas, perché non sono solo in Brasile, anche in Argentina e a Buenos Aires ci sono realtà senza strutture sanitarie o assistenziali di 5 milioni di abitanti in Buenos Aires. Quindi partendo e conoscendo il fenomeno sta vedendo anche nel nostro paese questo aumento pericoloso della povertà e noi vediamo, non dico ottimisticamente, ma abbiamo e dobbiamo avere speranza nello strumento della famiglia, un momento importante perché all'interno della famiglia si possono metabolizzare i scontri, i momenti di grande difficoltà. Oggi la famiglia, in pratica anche i nonni, c'è stata anche la festa del nonno, rappresentano, al di là delle strutture del microcredito, un finanziamento per i nipoti, ma per gli stessi figli, importante. Quindi questo circuito familiare oggi è un momento anche di autofinanziamento, ma che deve essere anche un controllo forte della nostra società. E quindi è chiaro che quando Don Ciotti di Libera dice la famiglia rappresenta un punto di riferimento e soprattutto anche una garanzia per i figli, per i nipoti, per i nonni, abbiamo anche un concentrato di società italiana che noi non dobbiamo né vogliamo disperdere, perché pensiamo che solo attraverso una gestione familiare, tenendo conto poi che le compatibilità, l'uomo è una macchina complessa e spirituale ma anche essenziale. Quindi per esempio noi in passato, 2 anni fa, ci siamo occupati delle separazioni, c'era una migrazione che andava in Romania, con 6 mesi uno si prendeva la residenza in Romania, si prendeva la casa in affitto e era finito il discorso. Perché? Perché non funzionava da noi la giustizia e quindi molte coppie rischiavano la povertà perché il marito doveva mantenere i figli e la moglie viveva in macchina, cioè ci sono dietro certe situazioni di inefficienza della giustizia, paradossi incredibili di questa società. Quindi anche la scelta che sta facendo il governo Renzi di porre al centro il tema della giustizia e per le imprese, ma anche per la famiglia, a nostro avviso rappresenta un salto di qualità indispensabile. La separazione breve, speriamo che passi anche in Italia, rappresenta un fatto di civiltà. Se 2 persone trovano difficoltà a convivere, è importante che ci siano momenti non dirompenti, ma di rapporto civile che permetta al limite anche poi di ricostruire questo percorso. Ecco, però una famiglia fratturata per varie ragioni, appunto diceva anche questa, è una famiglia che ha grossissimi problemi di sopravvivenza, cioè gli individui staccati hanno grossi problemi adesso di sopravvivenza. Devastanti, ecco, quindi devastanti, bene sottolinearlo. Perché quello che per esempio rappresentava una qualità della vita accettabile e l'inizio di un percorso del ceto medio, quando c'erano in una famiglia 2 soggetti che lavoravano, nel momento in cui c'è una cesura, c'è una frattura, iniziano problemi economici devastanti e soprattutto diventano devastanti se uno cade in questo percorso, per esempio, o del gioco, della droga o dell'alcol, e scatta un meccanismo di violenza che obiettivamente crea problemi al coniuge ma anche ai figli. E questo obiettivamente è un dato che va attentamente considerato e quindi strutture come le istituzioni regionali o gli enti locali debbono porsi questo problema, perché significa non solo salvaguardare il singolo, ma dare risposta ad una società che noi dobbiamo migliorare, non peggiorare. Assolutamente, ecco, qui ha sottolineato il Presidente un aspetto importante, casi di violenza che sono sempre più eclatanti, sono sempre più frequenti. Vi risulta che siano in aumento oppure è in aumento la notorietà che viene data a questi fatti, mentre prima passavano magari in secondo piano? Cioè ci sono delle reazioni eccessive
alternative a certe dinamiche di routine, di lite familiare, o ci sono sempre state e adesso vengono portate alla luce, per cui sembra che alla ribalta siano di più? Beh, questa è un'altra delle piaghe. Questo effettivamente è il discrimine che dobbiamo fare, perché non si deve essere, non si possono dare delle cifre se non si tiene conto anche dei tempi che sono cambiati, delle modalità comunicative. 20 anni fa, 30 anni fa c'erano certe modalità comunicative, non c'erano sicuramente i social network, non c'erano sicuramente, che amplificano, abbiamo notato che i social network amplificano i casi di, diciamo, come dire, di imitazione. Cioè le imitazioni, molti imitano. Cioè il fatto di sentire ogni giorno questi tipi di notizie, ammazzato il marito che ammazza la moglie, non lo fa sentire come quelle notizie di guerra che noi abbiamo sentito, sentiamo ogni giorno, eccetera, e per cui passano attraverso, diciamo, un canale, diciamo, normalizzante, tra virgolette. In comunicazione noi diremmo che la notizia è amplificata anche dai social network che a un certo punto danno una reazione alle persone, una reazione quasi di normalizzazione della notizia. Cioè, se io sento per 100 giorni all'anno che 100 persone hanno o la moglie ha ammazzato il marito ha ammazzato la moglie e viceversa, tendiamo a farlo passare come una notizia, come un qualcosa, diciamo, che sta dentro una routine. Invece i fatti le cose sono diverse. Nel gioco, nella patologia di cui parla il Presidente, la patologia quindi da gioco, no? Io parlo di dinamiche che si innescano nella famiglia, per cui chiaramente anche una madre, e io ho visto persone, entrando nei bar, madri, perché le vedi che sono madri di famiglia, che stanno sedute là ore, per cui diventa anche un sottrarre alla famiglia le proprie energie mentali e fisiche ed entri in uno stato ipnotico quasi. Cioè ste macchinette, ste ruote che diventano un tutt'uno col tuo sentire, col tuo pensare, tralasciando i problemi della famiglia. E sono una buona causa anche di litigi, ma in maniera molto ancora impercettibile, però il fenomeno si sta incominciando ad evolvere. L'altra cosa che abbiamo messo in evidenza qui nella Regione Veneto, perché il CRCU, io torno adesso da un CRCU, quindi da un consiglio regionale, e quindi dove stiamo cercando anche di programmare per l'anno prossimo, per la prossima stagione, degli interventi, ancora al centro sta mettendo le patologie da gioco e la contraffazione, perché sono due elementi fondamentali, almeno nel nostro Veneto parlo, perché il Veneto... Certo. Stiamo leggendo anche i messaggi che dopo vediamo di commentare anche insieme. Ecco. Sì, prego. E quindi dicevo che praticamente anche tutta una serie di iniziative che possano anche non solo analizzare il fenomeno e quindi dargli un connotato specifico, ma ci siano anche delle soluzioni, perché i problemi, no, associati alle soluzioni, le soluzioni dei problemi vengono attraverso l'osservazione e l'orientamento. Noi facciamo anche orientamento sulle persone, stiamo cercando attraverso il Presidente nazionale anche di esportare anche nelle varie regioni anche questa cultura dell'orientamento. Io ho cominciato 4 anni fa dicendo che siccome la nostra associazione si chiama Difesa e Orientamento dei Consumatori, mi sono dato alla formazione proprio del futuro consumatore, per cui abbiamo cominciato con le scuole, adesso stiamo andando nei comuni, poi andremo anche nei comuni, diciamo, anche più piccoli, perché la rete è sempre più grande, per cercare di dare anche attraverso il passaparola, perché io ci credo molto al passaparola, e alle categorie più deboli, che sono gli anziani, sono le donne che purtroppo devono portare il menace familiare da sole, quindi le famiglie monoreddito e tutte quelle situazioni in cui non c'è soluzione di continuità. Allora, torniamo su questi argomenti, vediamo di rispondere anche alle domande che sono arrivate, cioè alle osservazioni che hanno fatto i nostri telespettatori, subito dopo la pubblicità, pochi secondi.